Di sfruttamento dei lavoratori e corruzione tra privati. Fincantieri nel mirino delle fiamme gialle. È di un arresto, 34 indagati e 80 perquisizioni, l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia coordinata dalla Procura Lagunare che ha portato alla scoperta di 19 aziende del settore cantieristico navale, subaffidatarie di lavori per conto di Fincantieri SPA. Coinvolti 12 dirigenti e funzionari della stessa società. La busta paga rilasciata a questi dipendenti era formalmente regolare e rispondente alle condizioni del contratto collettivo nazionale. Di fatto gli importi erogati erano molto più bassi, sono stati riscontrati dei casi anche di pagamento di 4 euro l'ora e le buste paga venivano in qualche maniera falsificate inserendo un numero di ore inferiore a quello realmente svolte oppure indicando dei costi in realtà non esistenti. Se i dipendenti non intendevano accettare, venivano in qualche maniera minacciati di perdere il lavoro, ovvero di non rinnovare i documenti necessari per il permesso di soggiorno. Ora che cosa ne sarà di questi dipendenti? Questi eventi sono tuttora in regola, molti hanno anche collaborato alle indagini. Una delle imprese coinvolte si trova nel Trevigiano, l'altra nel Vicentino. Tra i dirigenti uno risiede nel Padovano, l'altro nel Veronese, il resto nel Veneziano. Le perquisizioni sono state eseguite in Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. Anche per accertare alcuni casi di dazioni di denaro e altre utilità che queste imprese avevano erogato a alcuni dirigenti di Fincantieri per ottenere dilazioni di tempo per il completamento di questi lavori e per essere iscritti nell'albo dei fornitori di Fincantieri. Agli arresti domiciliari un bengalese, eseguito anche un sequestro preventivo di oltre 200.000 euro per sfruttamento della manodopera. Immediata la replica di Fincantieri che in una nota rivendica la propria estraneità ai fatti. Il gruppo, si legge, sta assicurando piena collaborazione agli inquirenti e auspica che verrà dimostrata la completa estraneità dei propri dipendenti. Laddove le accuse venissero confermate, si legge ancora, la società ha annunciato che adotterà immediati provvedimenti nei confronti dei responsabili di condotte illecite, lesive dell'immagine della società.